può essere che ti chiamano, come può essere che non ti chiamano. Niente è garantito qui. Niente. La difficoltà di avere un contratto ora e non avere niente di concreto ti porta sempre a vivere sul chi va là. Mediamente lo stipendio si gira sui 1500, se fortuna 2000. Fanno un lavoro duro, perché sei al freddo, sei al caldo, sotto l'acqua, sotto la neve, ed è una cosa assolutamente da rispettare. A me piaceva fare tutto, quindi dal traffico alternato, cantieri autostradali, alle discoteche, agli eventi per esempio con persone che hanno bisogno, protezione persone, e quindi ho deciso di fare questo passo. Manuela Peduzzi è un agente di sicurezza privata, lavora come indipendente. Viene chiamata da più società che operano nel settore, visto che è abilitata a svolgere più attività nell'ambito della sicurezza. Nessuna agenzia da sola le permetteva di sbarcare il lunario. Se dovessi lavorare esclusivamente solo per un'agenzia, io non potrei vivere in assoluto, perché ci sono i mesi che sono più caldi, che vanno dal giugno, diciamo, fino alla fine d'agosto. E lì sì, vedi qualche soldino in più, ma arrivato ottobre e la scaletta è già subito in discesa. E quindi no, non è abbastanza. Manuela è un agente di sicurezza privata tra gli oltre 1000 attivi in Ticino. La maggior parte di loro vive nel precariato per la situazione contrattuale. Dal 2014 in Svizzera è in vigore un contratto collettivo di obbligatorietà generale per le aziende con almeno 10 dipendenti, che garantisce salari minimi, ma non a tutti le ore di lavoro. Sono previste 3 tipologie di contratto per i collaboratori. Quella attualmente più diffusa è il contratto C, che non dà nessuna garanzia di ore e che prevede un montante massimo di 900 ore annue, mediamente non più di 75 ore al mese. Infatti sono meno della metà gli agenti con un contratto B, da 901 ore garantite a 1800 ore annue, o con un contratto A, che prevede un minimo di 1801 ore garantite a 2300 ore annue. Le agenzie di sicurezza stipulano infatti sempre più frequentemente contratti per al massimo 900 ore annue. Essere agente di sicurezza è una vita pesante, non puoi organizzarti nulla. Devi sempre pensare 3 volte come spendere i soldi, perché avendo un contratto C arriviamo a poco più di 22.000 all'anno, e questo già dice tutto secondo me, perché con tutti i pagamenti che una persona normale ha, affitto, cassa malati, eccetera eccetera, ne devi fare di salti mortali, per cui devi arrivare ad avere la possibilità di poter lavorare con più agenzie, perché con un'unica agenzia non ce la si può fare. Una realtà di precariato diffuso e un sentimento di preoccupazione che ci conferma anche un altro agente che ha chiesto di rimanere anonimo. Lui lavora come frontaliere. Io faccio questo lavoro ormai da quasi 10 anni. Come agente di sicurezza non è per niente facile la vita, specialmente quando hai un contrattatore. Non avere niente di concreto ti porta sempre a vivere sul chi va là. Mediamente lo stipendio si aggira sui 1500, se fortuna 2000, non riesci a portare a casa di più. Io stesso che sono frontaliere faccio molta fatica, figuriamoci per uno che abita in Svizzera. Vieni chiamato sempre il giorno prima per il giorno dopo. Molto spesso è difficile che ti pianificano un mese prima. Lavorare così sul chi vive ti rende molto difficile pure la vita privata. Di conseguenza non è per niente facile.
Daniele Hunziker ha svolto gli ultimi suoi anni di lavoro come agente di sicurezza. Oggi è in pensione. Lui, come lavoratore, aveva partecipato alle trattative per l'attuale contratto collettivo. A distanza di 10 anni dall'entrata in vigore, fa la sua fotografia. Questo contratto collettivo di lavoro ai tempi per noi era una gran miglioria, perché noi si pensava, facendo la categoria C fino a 900 ore, i datori di lavoro erano più propensi a fare i contratti B, eventualmente anche un contratto A con la mensilità. Ciò che non è stato. Ci sono tanti datori di lavoro che non ti danno neanche il permesso di poter lavorare in un'altra ditta, perché loro ritengono che tu, anche se hai solamente 900 ore all'anno, che tu sia disponibile ogni giorno della settimana e per 24 ore, per un mese e tutto il resto. Quello che è successo col contratto C fa schifo, no? Non posso parlare diversamente, perché noi si pensava tutto in bene, invece effettivamente ci è venuto contro e a me personalmente mi fa malissimo. Un lavoro impegnativo e delicato quello dell'agente di sicurezza, talvolta pericoloso, soprattutto per chi si occupa di regolare il traffico e di vigilare i cantieri. Quest'anno 2 persone hanno perso la vita svolgendo questo mestiere. Lo scorso mese di febbraio a morire è stato un agente comasco investito da uno scooter a Lugano. Qualche mese dopo a Bellinzona, vittima è stata una 52enne della regione, travolta da un camion mentre stava regolando il traffico in un cantiere stradale. Con la mia sorella era arrivata grazie al fan club Gambaronio, prima la lascia, poi qua a fare sicurezza, controllo biglietti e altro. E grazie a quello si era appassionata a fare sicurezza, ha trovato un po' quello che gli piaceva fare e ha continuato dopo a farlo nella vita. Era senza lavoro, negli ultimi anni ha avuto la proposta di poter entrare nel mondo della sicurezza al di fuori dell'ambiente dell'Ambrì. Aveva preso il patentino, fiero di averlo preso, era contenta, un bel ambiente di lavoro con i suoi colleghi. Jean-Claude è il fratello di Tatiana Orlandi, l'agente di sicurezza scomparsa lo scorso 20 agosto. Una tragedia che ha colpito, oltre ai familiari, anche amici e fan dell'Ambrì Piotta. La disgrazia ha lasciato il segno pure tra i colleghi di lavoro dell'agenzia per la quale lavorava, dove si era fatta molto apprezzare. Mia sorella aveva la fortuna di lavorare per una ditta seria che dava dei turni regolari, sapevano quando dovevano lavorare. Alla fine di quest'anno avrebbe cominciato a un contratto fisso invece che un contratto a ore, che gli avrebbe dato una sicurezza maggiore e anche stabilità economica migliore. Parallelamente per una ditta andava a fare le pulizie. Il giorno dell'incidente Tatiana aveva riposato. Era contenta di entrare in servizio con la prospettiva di far parte stabilmente del mondo della sicurezza. Non puoi pensare che morire per un incidente, sempre su un lavoro è un incidente, è una fatalità, si può dire tutto quello che si vuole, ma è stata dura. Tuttora è dura. Non posso colpevolizzare nessuno perché è un incidente, non sta a me dare delle colpe. Ci sarà chi sta facendo l'inchiesta. Mi sento assolutamente solidale con quel poveretto che guidava il camion. Allora, quello che mi aspetto è che ci sia alla fine sapere cosa è successo, ma senza dare colpe a nessuno, assolutamente.
fate sempre attenzione quando sarete agenti di sicurezza con il vostro tesserino di identificazione, perché è un'attività abbastanza complicata, difficile e pericolosa. Come Tatiana, sono molti coloro che cercano di intraprendere la strada di agente di sicurezza. Ogni anno sono alcune centinaia gli iscritti ai corsi per l'ottenimento del CP Sicur, l'attestato rilasciato dall'Istituto della Formazione Continua. Il Ticino è uno dei cantoni più regolamentati della Svizzera. Oltre ai corsi obbligatori di formazione, dal 2021, con l'entrata in vigore della nuova legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione, ogni agenzia e ogni singolo agente devono ottenere un'autorizzazione dal Dipartimento Istituzioni. Il tesserino personale va rinnovato ogni 3 anni. In Ticino, gli addetti nei servizi di vigilanza privata e investigazione sono passati da 778 nel 2011 a 1275 nel 2022. Il 57% di quelli sotto CCL ha un contratto C, nel resto della Svizzera è il 51%. Dunque noi su un totale di 31 agenti sotto contratto abbiamo 27 con contratto C, dunque con un massimo di 900 ore, 3 col contratto B, 1 col contratto A. Ivan Belloni è il presidente della Swiss Agency Security, una piccola società con sede a Mendrisio e che cerca di barcamenarsi in un mercato dove la concorrenza è agguerrita. Le società di agenzie private sono molte e dunque il lavoro non è così tanto per tutti. È chiaro che può essere svolto come attività secondaria o come attività accessoria, così come sono alcuni dei nostri dipendenti che sono col contratto C e lo fanno come attività secondaria. Da noi la gran parte, i 2/3, posso dirlo chiaramente, vengono dalla vicina Italia. Questo anche perché non vi è sufficiente ore da distribuire a tutti e chiaramente il frontaliere può permettersi di vivere in Italia con meno ore rispetto al residente in Ticino. Per una gran parte degli agenti di sicurezza, le condizioni salariali non migliorano mai. Per chi supera per 2 anni di fila il montante ore, il CCL prevede il passaggio automatico nella categoria superiore. Ciò che garantirebbe condizioni migliori di stipendio rispetto ai 23 franchi e 35 lordi all'ora previsti nel primo anno di impiego nella categoria C. Ma molte agenzie adottano la rotazione di più agenti a ore limitate. La precarizzazione è evidente. In Ticino, a causa dell'esplosione del contratto ad ore, il salario lordo mediano nel settore privato dei servizi di vigilanza e investigazione continua a diminuire. Quello calcolato su un tempo pieno dal 2014 al 2022 è sceso di quasi 400 franchi al mese, passando da 4.744 a 4.366 franchi. Unia è il sindacato che insieme a Sina ha sottoscritto il contratto collettivo con l'Associazione Imprese Svizzere Servizi di Sicurezza. Evidentemente non è il contratto collettivo che causa il precariato. La situazione nella quale si trova il mercato del lavoro ticinese oggi è una situazione drammatica a livello di precariato, a livello di difficoltà di vivere del proprio lavoro, a livello di difficoltà ad arrivare a fine mese. Questo contratto prevede salari minimi di 3-4 franchi all'ora più alti che negli altri rami del settore terziario. Se sei pagato di più a ora, però le ore non le fai, alla fine il risultato è che porti a casa 2000 franchi o meno. La problematica non è tanto legata all'eventuale scelta che qualcuno fa anche in altri settori di lavorare meno ore. Il problema diventa effettivo quando una persona vuole lavorare di più e soprattutto quando le conseguenze che vediamo in Ticino sono quelle di lavoratori che magari arrivano ad agosto, a settembre, avendo compiuto il totale delle ore previste dalla categoria e non sono più chiamati nei mesi seguenti. Questo è il fenomeno estremamente problematico legato a questo contratto. Questo fenomeno non è riscontrato altrove che in Ticino e questo fa sì che non si riesce dal Ticino ad avere le maggioranze necessarie per modificarlo. Un mercato insufficiente
per un vero esercito di agenti di sicurezza privata. Non ci sono cifre ufficiali, ma chi opera nel settore stima che in Ticino la cifra d'affari complessiva si aggiri attorno ai 70 milioni di franchi all'anno. Securitas è un colosso svizzero nel settore. In Ticino impiega circa 350 collaboratori. Qui le candidature arrivano in massa. Ma noi riceviamo per il Ticino all'incirca 3.000 domande spontanee di lavoro all'anno. E può anche sembrare una professione semplice da svolgere, ma non è sempre così, perché ha comunque le sue difficoltà. Alla Securitas Regione Ticino, ci dice il direttore, solo un quarto dei dipendenti ha un contratto C con al massimo 900 ore. Nonostante una situazione più o meno stabile a livello di mercato, anche un'azienda come questa auspica cambiamenti. È chiaro che chi non ha 10 collaboratori non deve attenersi a quello che sono le normative del contratto collettivo e deve soltanto attenersi a quello che sono gli stipendi minimi stabiliti nel candidato Ticino. E anche tutta la questione della retribuzione delle trasferte può essere fatta in modo diverso o volendo neanche fatta del tutto. Dunque può operare comunque con dei prezzi nettamente inferiori. L'80% dei costi sono relativi al personale, è chiaro che è il settore più ampio dove si ha margine di gioco per agire sui prezzi. Lavoro non sempre garantito è una concorrenza agguerrita. In Ticino, all'albo cantonale delle agenzie di sicurezza e di investigazione, tra aziende e privati, risultano iscritti 93 soggetti. La Commissione Paritetica Sicurezza ha sede a Zurigo. In Ticino dispone di un'ispettrice a tempo parziale. Nei controlli viene verificato il rispetto del CCL, soprattutto il pagamento corretto dei salari e delle trasferte, che incidono parecchio alla fine del mese. Nei controlli svolti nel 2023, in Ticino è emerso che 14 agenti hanno subito violazioni del contratto. Abbiamo notato che stiamo ricevendo molte più chiamate da parte di dipendenti ticinesi preoccupati. Qui a Zurigo gestiamo un centro di consulenza. Possiamo essere contattati in qualsiasi momento, sia per iscritto o chiamando. Lo si può fare anche anonimamente. Non insistiamo che la persona si faccia riconoscere. Prendiamo in considerazione la situazione e cerchiamo di organizzare i nostri controlli tenendo conto delle segnalazioni. Anche la Polizia Cantonale svolge i controlli per verificare il rispetto della legge in materia. Nel 2022 i decreti d'accusa nei confronti di rappresentanti di agenzie e di agenti sono stati complessivamente 8, nel 2023 ben 15. I casi riguardano prevalentemente agenzie che hanno impiegato personale senza le autorizzazioni e quindi le formazioni necessarie. Al Ministero Pubblico ticinese è inoltre aperto un incarto per il reato di concorrenza sleale nei confronti di un'agenzia di sicurezza, dopo la querela dei rappresentanti di un'altra società. E nel settore non mancano fallimenti e acquisizioni. Quest'anno hanno chiuso l'attività la Vigilanza e la Rainbow. Alberto Guglielmo era uno dei 17 dipendenti rimasti di Rainbow prima del fallimento avvenuto a fine aprile. Con la Rainbow è successo che negli ultimi 3 anni prima del fallimento si vedeva che i servizi calavano. Ogni agente di sicurezza che entrava in Rainbow non stava più di 3 mesi, se ne andava perché non aveva abbastanza ore da svolgere e ci facevano lavorare a noi, quelli che restavamo, tantissimo. Quindi io lavoravo di giorno, di notte, a qualunque ora, non sapevo né quando dormire. Oggi Alberto Guglielmo ha un nuovo lavoro, ma è ancora grande l'amarezza per come è terminata l'esperienza lavorativa con Rainbow. Stavo mettendo la divisa per andare a lavorare e come sempre devo fare controllo dei miei email. Io ho trovato l'email del fallimento della ditta.
ci dicono è con grande dispiacere e rincrescimento che dobbiamo informarvi che la nostra società deve cessare l'attività. Oggi, 30 aprile 2024, è l'ultimo giorno di lavoro. Io sono rimasto abbastanza male perché dopo non vedevo più il futuro e siamo rimasti tutti scioccati perché non ci aspettavamo questo. Per recuperare gli ultimi 2 mesi di stipendio non versati da Rembo, Alberto Guglielmo e i suoi colleghi di lavoro hanno dovuto far capo all'assicurazione disoccupazione. In passato, nei suoi 17 anni di attività nella sicurezza, Alberto Guglielmo aveva già vissuto l'incubo della perdita del posto di lavoro e aveva dovuto confrontarsi con debiti e precetti esecutivi, debiti saldati proprio pochi mesi fa. Questo ad esempio è una relazione dell'ufficio di esecuzione. I debiti erano 15.700 rotti franchi. Ecco, io ho pagato di più 16.000 e mi hanno fatto un rimborso di 400 franchi. È stato un respiro di sollievo. Siamo riusciti a tirare fuori la testa, come si dice, no? di tutto questo incubo. Un incubo finito anche perché gli agenti di sicurezza privata, per esercitare la loro attività, non possono avere attestati carenza beni. Dalla nostra esperienza, sulla base dei dati raccolti, facendo una stima, ci sono circa una 50 di casi all'anno di agenti di sicurezza che hanno procedure esecutive e fanno fatica a saldare i propri impegni finanziari. Queste procedure esecutive vengono generalmente pagate anche perché altrimenti sfocerebbero poi in una procedura di pignoramento con un conseguente emissione eventualmente di un attestato di carenza beni, ciò che determina poi l'interruzione dell'attività lavorativa, perché in settori così sensibili generalmente non è concesso avere procedure esecutive in corso. Una professione, quella dell'agente di sicurezza privata, spesso precaria e con l'obbligo di saldare per tempo le fatture per non perdere il lavoro. Ci sono dei mesi che non riesco, che devo spostare. Devo chiamare chi di sé e dire te lo pago il mese prossimo. È così. Io penso che tanta di questa gente che va a finire lì è perché ha bisogno di lavorare. Come all'inizio è stato anche per mia sorella, perché era in disoccupazione, aveva bisogno di un lavoro, c'è finita e finendoci però si è appassionata a questo lavoro. La gente che è lì sulle strade, che sia i lavoratori dei cantieri sia quelli di sicurezza, sono padri di famiglia, sono figli di qualcuno e sono lì a rischiare la loro vita per noi. E questo è importante rispettarlo.